Sergio Bolzonello, assessore regionale al turismo, si presentano i dati, si presenta anche un nuovo modo di dare i dati. Per quanto riguarda la montagna si arrivano anche a numeri a doppia cifra. Sì, devo dire la verità, con soddisfazione abbiamo avuto veramente un'estate importante per la nostra montagna, tutta la montagna, partendo dal Tarvisiano, passando per la Carnia, arrivando al Pordenonese, tutti i numeri in doppia cifra, numeri molto, molto significativi e devo dire finalmente sorridiamo un po' tutti rispetto a questa situazione. E fra le altre cose vediamo che è uniforme, quindi non ci sono macchie di leopardo dove c'è un po' meglio, un po' peggio. Questo significa che il lavoro che stiamo facendo, oltre aiutato ovviamente da un meteo favorevole, perché non nascondiamo, ma il lavoro è stato fatto sui vari club di prodotto, sulla incentivazione per quanto riguarda la bike, per quanto riguarda l'escursionismo, per quanto riguarda l'enogastronomia, sta dando dei frutti molto, molto importanti. E al di là delle polemiche spiegava che anche gli alberghi diffusi stanno facendo segnare presenze positive. Beh, gli alberghi diffusi ha fatto un salto enorme, veramente un più 8.000 presenze, che è un numero molto molto importante e di qualità, con una soddisfazione da parte degli utenti veramente, veramente importante.